avevamo già, il collega Bianchi aveva già detto, insomma, in discussione nella relazione che dopo il volano opere su questo articolo abbiamo invece il volano opere, cioè contributi al 100% su opere immediatamente cantierabili fino a 600.000 euro per intervento. Nelle tabelle, insomma, è un argomento che ha sollevato più di qualcuno, insomma, ci sono questi stanziamenti continui agli interventi di restauro, insomma, delle chiese e non paghi, c'è pure, insomma, un aumento sia in un emendamento della Giunta di 2 milioni e poi un emendamento del consigliere Liva di altri 100.000 euro. Ci sono gli emendamenti appunto sulla parrocchia, 60.000 la parrocchia di Pradamano, 30.000 San Giovanni, 50.000 Polcenigo, che per l'amor del cielo noi non mettiamo in dubbio che siano interventi che si devono fare, ma se c'è la norma che regola questo tema e bisognava fare gli interventi in accordo con la curia che doveva in qualche maniera dare le priorità e se c'è bisogno di una modifica normativa come è stato richiesto si fa la modifica normativa e non si utilizzano le poste puntuali in assestamento o in finanziaria per bypassare quella graduatoria piuttosto che darle da una parte piuttosto che da un'altra. Ci saranno altre N chiese o altre N strutture in giro per la regione che hanno bisogno degli stessi interventi, ma siccome non hanno un Cristo seduto qua dentro probabilmente non gli arriveranno nemmeno mai. Detto questo, ringrazio il consigliere Carnielutti per aver spiegato, insomma, questa questione legata al comune di Carlino che sinceramente non conoscevo e se le cose stanno veramente così magari sarebbe il caso che la maggioranza e la Giunta facessero una riflessione in merito. Quindi noi continuiamo, insomma, ad essere convinti che va bene sviluppare il territorio, va bene insomma, fare le opere necessarie, però questo deve sempre avvenire nel rispetto dell'ambiente, nella tutela dell'ambiente, che vuol dire anche rispettare e tutelare i cittadini e quindi su questo articolo noi non siamo d'accordo.